Salve a tutti ragazzi e ragazzi, io farò adesso un video dei trucchi perché mi piace molto. Quindi un trucco semplice, allora ci servono questo anzi, il mascara. Vedete come a me è così, il mascara dovrebbe essere così. Quando faccio io questi video, questo si usa. C'è la cipria, ci serve la terra, i trucchi, insieme a questo. Ci servono un pochino di come gioco che ci servono molto, e questo salviettine struccanti, 25 salviettine delicate, rimuovono delicati, truccano delicate tutti i tipi di pelle, su tutti i tipi di pelle. Quindi inizieremo quando mi è a posto. Ok, perfetto. Quindi iniziamo. Allora, iniziamo a prendere questo e prenderemo la terra. Abbiamo preso la terra e quando l'avete messa, io faccio così alla mano e la metto in faccia. Io ne vedo tanto poco. Ok, io ne ho messo pochetto, però è molto difficile. Quindi adesso lo scendi così qui. Poi prendiamo questo, il trucco. Se riesco ad aprirlo, prendiamo questo. Scegliete questo perché questo serve molto a fare la punta, quindi io userei prima di questo useremo dopo. Quindi questo anche voi per vedere cosa serve. Useremo questo per fare la striscia sottile qui. Quindi io vi faccio vedere i colori e qua vediamo che colori sceglieremo. Il nero mai, quindi prendiamo questo qui, prendiamo quello e vedete, io mi avvicino e fate con la punta alla punta qui, alla punta sottile, non deve essere sottile perché sennò non riuscite a farla sottile. Vicino così, vedete un altro po' e fate un po' la punta e vedete un po' da sotto. Io faccio così per sbianchire un pochino. Ed ecco così, ed esce così. Vedete un pochino, dove vedete un po' più chiaro, fate così. Vedete, e quando chiudete
Sembra solamente... no, ora vi faccio vedere l'altro occhio dopo. Poi prenderemo questo e sbianchiremo un pochino. Ok, però poi sempre con questo dall'altra parte prenderemo un altro colore chiaro. Ah no, non è da questo, è dall'altro. E quindi ci servirà sempre... prendete un colore che abbini all'occhio. Quindi io prenderei questo colore qui, verdino chiaro, che poi tanto chiaro non è. E dove avete lasciato bianco, cioè qui, e colorate col colore che avete scelto. Farà un pochino solletico, ma è normale. Poi riprendete il colore che avevate prima e fate sempre una striscia, deve sempre avete fatta perché poi non si vede. Avete capito? E vedete? Però questa volta non fate come ho fatto io con una scenografia, che ho fatto così. Vabbè, io basta che il colore che avevate scelto si veda. Non deve essere chiaro, se no sembra come se è bianco. Quindi guardate, dovete vedere che deve uscire il colore, deve uscire verde sopra e bianco là, perché se no è brutta. Quindi adesso prendiamo di nuovo la colore e l'altro occhio. Io l'altro occhio sto scomoda. Dentro questo video io lo faccio solo per chi ha gli occhi castani, ok? Solo per chi ha gli occhi castani come i miei. Poi con un altro gonfiocco vedete quello che avete scelto per mettere sopra insieme a quello che avete messo nella pelle. Ok, prendete sempre l'altro occhio dove voi ripassate qui. Le cose bisogna però sempre che con questo non
seconda parte, vedete, non si vedrà più in contorno ai lati, si vedrà, quindi fate così, prendete questo, fate così, dopo che avete scritto ai lati, fate così, e si dovrà sbianchire un po'. Dopo vedete tutto sto casino, non ho niente, non ho un contorno labbra, niente, quindi anche se ce l'avessi non potrei mettermi, allora non fa mettere il contorno labbra. Poi venite da cipria e fate tutto sto coso fuori sugli occhi, tenere il trucco. E sbagliate, io ho preso questo per chi sbaglierà se io sbaglierei col mascara, prenderei una salviettina e me la pulirei, me lo rifarei, se vedete magari aggiungerei tutto quest'occhio e lo rifarei, ma se sbaglio da sopra, non lo cambierò qua sotto. Questo lo metteremo solo da sopra, sotto non lo metteremo. Il mascara si chiama Dep Volume Betty, quindi pulisco un po' che è assai poi e mettiamo all'occhio. Dovete aspettare molto, non molto, poco per sbattere gli occhi. Si potete fare molto forte che se non vi sporcate. Guardate, per fortuna io non ho sbagliato perché non voglio rifare tutto l'occhio. C'è solo che ora mi sono ricordata di mettere questo, non è una spray, ma si mette, infatti mi sono venute sporche, mettete su un dito pulito, io mi sfollice e lo mettete sotto l'occhio. Io già mi sono sporcata, guardate, avete visto? E si è sporcato il coso. Per chi non si mette mascara potete fare così, ma chi non mette mascara succede un tragitto. Sporcate tutta. Io adesso prendo la salviettina, non devo pulire sotto. La salviettina che non mi piace, vedi, sotto le dita. Io faccio vedere, non mi voglio avvicinare perché mi va a vedere, però dovrei vedere per io. Ok, andiamo adesso. Ok, ho finito. Allora, se vi è piaciuto questo video, non vedete i capelli, se vi è piaciuto questo video, un bel like. Ciao!